ministro Boccia ribadisce testo pronto, lo discute il Parlamento, ma resta lo spettro del congelamento fino a dopo elezioni in Emilia. Nel maggio scorso a Legnago provoca un incidente e fuggì senza prestare soccorso ad un anziano che morì per le ferite, un 29enne di Bovolenta arrestato dai carabinieri. Fiamme nel vano motore di un autobus di Bus Italia che stava trasportando studenti ad Ospedalete Uganeo. L'autista si accorge in tempo e fa scendere i ragazzi, l'intervento dei vigili del fuoco. Nuovo test per il Mose martedì prossimo alla Bocca di Porto di San Nicolò del Lido, dalle 8 alle 16 prove di sollevamento di tutte e 20 le paratoie in contemporanea. Arrestato per tentato omicidio un 50enne pluripregiudicato è accusato di essere l'autore di un accoltellamento in un bar di via Bissuola a Mestre. Per 2 mesi hanno occupato abusivamente il parco scambiatore del tram a Ponte Vigo d'Arzere dopo aver abbattuto la sbarra dopo le proteste dei residenti e l'intervento dei carabinieri. Si dimette Don Marino Ruggero, il parroco di Albignasio che aveva fatto scalpore per le sue frasi a favore della legittima difesa, l'annuncio su Facebook. A Bassano, Andrew Basso, illusionista noto in tutto il mondo, presenta il suo libro sull'arte della fuga nel segno del leggendario Houdini. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque parlando di autonomia perché il ministro Boccia ha ribadito il testo è pronto, lo discuta il Parlamento, ma nell'iter verso l'autonomia differenziata resta lo spettro del congelamento fino a dopo elezioni in Emilia-Romagna. La proposta di legge sulle autonomie è pronta, è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Ho fatto già 2 informative e ho raccolto i suggerimenti di tutti i gruppi parlamentari. Lui, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, continua a ribadire il concetto e lo ha fatto anche oggi a Barletta in un incontro istituzionale. Ora è giusto che il provvedimento vada all'esame del Parlamento, ha detto, poi lì ognuno farà quello che deve. D'altronde c'è da allontanare lo spettro ormai concreto di un nuovo pantano. La legge quadro è lì, pronta dal 28 novembre, ma quando andrà in discussione e soprattutto come è da vedere. E cosa ne uscirà è un altro paio di maniche, perché potrebbe non essere accettato dal Veneto se non ci sarà quanto richiesto. Tra quei suggerimenti raccolti ci sono anche quelli di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che proprio a cavallo tra il 2019 e il 2020 hanno riattivato il freno a mano. Di fronte anche lo spettro del voto in Emilia, che sembra aver congelato tutto, dossier autonomia in primis. Tira e molla che a Palazzo Balbi conoscono da troppo tempo, ma negli ultimi giorni il governatore Zaia ha mantenuto un ottimismo che sa di realismo. Comunque è un tema che non può più essere abbandonato, visto e considerato che noi le attività preparatorie le abbiamo fatte tutte. L'azione è partita, è endemica e il governo non può che accettare questa proposta. Concetto ribadito più volte, con questo o con un altro governo l'autonomia si dovrà fare inevitabilmente, anche se il calendario segna 811 giorni dal voto del plebiscito dei Veneti. Il 15 gennaio, ha aggiunto oggi Boccia, c'è la prima conferenza Stato-Regioni dell'anno e ho chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di essere presente e di lanciare la prima conferenza del 2020, perché quest'anno ricorre il 50° anniversario delle Regioni. Attuare l'autonomia nel mezzo secolo, ha concluso Boccia, penso sia un segnale importante, anche perché con le Regioni che hanno sostenuto unanimemente questo percorso io vorrei discutere dei prossimi 50 anni e non solo celebrare i 50 che abbiamo alle spalle. E legato in qualche modo alla questione autonomia c'è quello delle risorse ai comuni e i tagli alle amministrazioni locali. Nel Vicentino la questione diventa il tema politico più dibattuto, su cui intervengono esponenti di destra e di sinistra, da Erika Stefani a Giacomo Possamai. Politica senza frontiere. I sindaci, uniti al di là dei colori e dei partiti, dichiarano guerra al governo contro i tagli al fondo di perequazione che danneggiano gli enti locali virtuosi. Il Veneto è una delle regioni più danneggiate a livello nazionale. 57 i comuni vicentini colpiti, a bilanci già chiusi da una tegola che solo alle casse di Palazzo Trissino costerà 200.000 euro. Un terremoto che rischia di sconquassare i servizi ai cittadini, dalle asfaltature
appaltature al trasporto scolastico fino ai servizi sociali. La questione diventa il tema politico del momento e da destra a sinistra è unanime l'invito al governo giallo-rosso a fare dietrofront. Noi abbiamo parlato di autonomia tante volte. La perequazione che cos'è? È anche questa, dove si chiede che alcuni territori diano di denari a favore di altri territori. Ma quello che noi non vogliamo e crediamo che sia corretto è che siano comunque i comuni virtuosi, i comuni che lavorano bene, i comuni efficienti non devono essere depauperati magari a favore di chi invece è più cannibale. Il federalismo serve ad avvicinare le risorse ai cittadini perché i cittadini possono sorvegliare meglio come vengono spese. Ma allora, dico io, perché non dare più risorse ancora ai comuni che sono davvero gli enti più vicini ai cittadini? Quindi il tema dell'autonomia comunale è quasi più importante di quello dell'autonomia regionale, solo che in questi anni ai comuni abbiamo solamente tagliato e non è più possibile andare avanti così. Oggi la battaglia dei sindaci è quella di cambiare i criteri e le modalità del fondo di perequazione e sarà proprio l'ex sindaco di Vicenza, il sottosegretario agli interni Achille Variati, a mediare tra i comuni e il governo. Io penso che i comuni abbiano assolutamente ragione. Da troppo tempo lo Stato premia gli spendaccioni e non aiuta invece chi è virtuoso, per cui l'appello è a questo governo a sistemare questa scelta che non ha senso. Per fortuna abbiamo una figura come Achille Variati, cioè un uomo del territorio, un uomo che conosce i comuni, ha fatto il sindaco per tanti anni, è stato presidente della provincia, che sono certo che saprà farsi promotore di questa istanza e battagliare a Roma su questo fronte. Abbiamo predisposto noi come parlamentari della Lega sia di Camera che di Senato dell'interrogazione per chiedere al Ministro, in particolare qui vi è un sottosegretario che ha una delega specifica sugli enti locali, a chiedere perché sono stati adottati questi criteri e che come pensano di affrontare questa e di come risolvere questa problematica. Salvini, come sempre, spara notizie in libertà. Questo governo non ha fatto alcun taglio sul fondo di solidarietà comunale, ma anzi lo ha incrementato di 100 milioni per il 2020, di 200 per il 2021 e di 300 per il 2022. Lo dice il sottosegretario all'interno Achille Variati, replicando alle affermazioni del leader della Lega in Emilia-Romagna. La ripartizione del fondo tra i comuni, prosegue Variati, non è ancora completata e nelle prossime settimane ci sarà l'assegnazione dei 100 milioni aggiuntivi che potranno riportare in equilibrio i comuni che ad oggi risultano penalizzati. Torniamo adesso sulla vicenda della lotteria degli scontrini che dovrebbe iniziare a luglio. Tante le voci critiche sia sotto il profilo educativo che di promozione al gioco, ma anche di costo economico per le aziende. Tra queste Cesare De Stefani dell'Osteria Sensoste nel Trevigiano, che più con lo Stato se la prende con le associazioni di categoria. Mi chiedo come mai le associazioni di categoria, ancor più la mia associazione, l'ASCOM, la Confcommercio e tutte le associazioni di categoria, gli artigiani, non protestino in modo vivace. Io dico che dovrebbero vergognarsi, lo dico pubblicamente alle associazioni di categoria, dovete vergognarvi di questo silenzio. Il silenzio in questione è relativo alla lotteria degli scontrini, pensata dal governo e che dovrebbe partire a luglio. 3 le estrazioni ogni mese e una finale da €1 milione per quanti chiederanno all'esercente di partecipare. E qui un granello di sabbia come l'inserimento dei dati scatena la valanga. Esattamente il calcolo collegato al tempo che il lavoratore deve dedicare all'attenzione di attendere che il cliente gli consegni il codice fiscale, che si colleghi al portale, che inserisca i dati, con il rischio anche di sbagliare, quindi possa trattarsi anche di 20, 30, 50 secondi, un minuto. Uno dice per un minuto. Io faccio presente che un lavoratore in un negozio ha un costo orario che oscilla fra i 35 e i 40 euro all'ora. Un minuto per il numero di scontrini emessi nella giornata superiore all'euro di soglia minima e si fa presto a calcolare ad esempio nei bar quante ore finiranno nell'ennesimo adempimento di Stato. Ecco perché Cesare De Stefani non ci sta. Io non aderirò a questa iniziativa, io dirò ai miei clienti che se vogliono partecipare con il scontrino che emette il mio negozio alla lotteria, io non lo farò e quindi che vadano da un'altra parte. Se se ne andranno da un'altra parte a fare la spesa, per me calerà il lavoro e sarà la volta definitiva che chiudo il negozio, licenzio le 4 persone che lavorano con me, compresa mia moglie, mi licenzio anch'io e mi metto alla reddito di cittadinanza. Non prima però di aver chiamato in causa così le associazioni di categoria. Perché non vi rendete conto che gradualmente che stanno chiudendo i negozi
Poi il passaggio successivo è la vostra morte. Infine De Stefani ha anche un quesito sornione per chi ha inventato la lotteria degli scontrini. Il cliente che andrà all'osteria senza oste e che puntualmente riceve lo scontrino perché se lo fa da solo, poi come farà a partecipare alla lotteria visto che l'oste non c'è? La cronaca: dopo 8 mesi di indagini, i carabinieri della compagnia di Legnago hanno risolto il caso di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 maggio nella frazione di Casette, costato la vita ad un uomo di 87 anni. L'anziano era morto dopo 12 giorni di agonia, mentre la moglie di 81 anni rimase gravemente ferita. Gli investigatori dell'Arma erano già riusciti ad individuare il pirata della strada fuggito dopo lo schianto. Si tratta di un 29enne residente a Bovolone che però si era reso irreperibile, evitando l'ordine di custodia cautelare emesso dal GIP Livia Magri con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono riusciti a rintracciare l'indagato, che adesso si trova agli arresti domiciliari. E un'auto provoca un incidente con feriti a Paese, in provincia di Treviso, e svanisce nel nulla. Una donna di Istrana si autodenuncia per il sinistro, ma la polizia scopre che il vero pirata era il marito. Il pirata sono io. Si era presentata poche ore dopo l'incidente per attribuirsi la colpa di aver causato un incidente stradale con feriti fuggendo senza prestare soccorso, ma in realtà stava coprendo il marito, vero responsabile dell'accaduto. Non è servito. La polizia stradale è giunta alla verità in poco tempo, anche se ci è voluto più di un mese di indagine per accertare con esattezza i fatti. Lo schianto era avvenuto il 3 dicembre a Padernello di Paese, ferita una coppia che si trovava nell'auto travolta da un Audi A4 poi fuggita. Nel corso della notte ecco presentarsi al pronto soccorso una donna, cittadina del Marocco, residente a Istrana, che raccontava di essere coinvolta nello schianto. Raggiunta poi dalla pattuglia della Polstrada, aveva ammesso di essere alla guida dell'Audi A4, ma il suo racconto aveva numerose imprecisioni e non convinceva gli agenti. Il crollo poco dopo, con la scoperta che il vero pirata era il marito connazionale, che era riuscito a convincere la donna a prendersi tutta la colpa. L'uomo ha ammesso il fatto, raccontando di essere scappato, preso dal panico. Durante gli accertamenti la polizia ha scoperto inoltre che l'uomo era senza patente perché non l'aveva mai conseguita. Oltre alla denuncia dunque sono scattate numerose sanzioni a suo carico. Sabato, fine delle lezioni, e gli studenti delle superiori di Este tornano a casa, ma lungo la via ad Ospedaletto la corriera prende fuoco. Tutti salvi i 70 ragazzi a bordo. Fine della settimana scolastica con un po' di paura e per fortuna nient'altro per un gruppo di studenti che utilizzano Bus Italia che stavano rientrando a casa a bordo di un auto snodato del servizio pubblico padovano. Lungo la provinciale 91, per probabili cause elettromeccaniche, dal vano motore del pullman si è sprigionato un principio di incendio che fortunatamente è rimasto limitato alla parte posteriore del mezzo. L'autista si era accorto che qualcosa non andava nel funzionamento dell'autobus e aveva fatto scendere gli studenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Este che in circa un'ora e mezza hanno spento l'incendio e messo in sicurezza automezzo e sede stradale. Nuovi test di prova per il Mose. Martedì prossimo si solleveranno tutte le barriere di San Nicolò del Lido. Le 20 paratoie del Mose della bocca di porto di San Nicolò del Lido si solleveranno contemporaneamente dalle 8 alle 16 di martedì e del 3 marzo. Le prove del sistema di dighe mobili che dovrà difendere Venezia dall'alta marea proseguono in un clima vivacizzato dal dibattito tecnico e politico apertosi all'indomani dell'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro di un Mose che dalla prossima estate sarà già pronto ad agire in caso d'emergenza. Il professore emerito di idraulica all'Università di Padova Luigi Dalpaos ha giudicato poco significative delle prove di sollevamento condotte in condizioni di marea tranquilla. Il Consorzio Venezia Nuova presenterà la settimana prossima un piano di emergenza per l'operatività del sistema di dighe mobili in condizioni estreme. Intanto la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza che interdice la navigazione alla bocca di porto di San Nicolò durante le prove. Il passaggio sarà consentito attraverso la bocca di porto di Treporti e il canale retro l'isola artificiale. Proprio a Treporti si trovano le barriere del Mose che, dopo essere rimaste immerse in acqua da anni, necessiterebbero di maggiore manutenzione. Una questione ancora sospesa al TAR che dovrà esprimersi sull'aggiudicazione dell'appalto di manutenzione da 18 milioni di euro, al momento assegnato provvisoriamente ad un'impresa di Pordenone, ma sulla quale pendono ricorsi contro l'esclusione da parte di altre aziende partecipanti.
E a proposito di acqua alta e Mose, arriva un nuovo allarme dei residenti di Pellestrina dopo l'acqua grande del 12 novembre scorso. Rilevati dei danni strutturali alla riva, evidenziati anche da alcuni video, e anche i rimborsi promessi alle famiglie che hanno avuto la loro casa allagata sono di molto inferiori alle reali esigenze. Danni strutturali alla banchina di Pellestrina, dove sono ben visibili cedimenti e fessurazioni su cui occorre intervenire. È questa la preoccupazione, documentata anche in alcuni video, segnalata dagli abitanti dopo l'alta marea straordinaria che si è ripetuta più volte nel mese di novembre. Vorrei chiedere all'amministrazione comunale di avere più visione, più contatto con i cittadini del Pellestrino, con i problemi che noi abbiamo. Mostriamo direttamente quello che sta succedendo nel nostro territorio, cioè i cedimenti strutturali di tutta la banchina, quindi infiltrazioni. E poi quello che vogliamo chiedere anche all'amministrazione comunale è di cercare di coinvolgere il Consorzio Venezia Nuova, che è il promotore di tutto questo progetto, di alzare di 3-4 pietre, quindi sui 30-40 centimetri. Chiesto un intervento urgente. Dopo 1,60 m l'acqua strarippa da queste parti, quindi le pompe non vanno più in funzione e quindi non servono più. Quindi abbiamo visto che la struttura del nostro territorio sta piano piano cedendo, e quindi di mettere a posto le nostre rive. Anche per quanto riguarda i rimborsi promessi dallo Stato, 5.000 euro sono di molto inferiori alle richieste di ogni famiglia danneggiata. 5.000 euro per ogni famiglia, ma 5.000 euro non servono, cioè sono pochi per noi, perché 5.000 euro è solo una cucina che ti vai a prendere, poi elettrodomestici eccetera, si supera i 7-8.000 euro con solo la cucina. Se mettiamo anche la camera o il bagno superiamo di lunga. Arrestato per tentato omicidio un cinquantenne pluripregiudicato italiano, è accusato di essere l'autore di un accoltellamento avvenuto in un bar di via Bissuola a Mestre, e accoltellamento che aveva provocato lesioni permanenti ad un cittadino tunisino. L'accusa che gli ha fatto varcare le porte del carcere di Venezia è grave. Tentato omicidio. Era il 19 settembre quando, al termine di una violenta lite all'interno di un bar di via Bissuola, un uomo aveva colpito al collo con un'arma da taglio un tunisino, provocandogli una lunga e profonda ferita ed una lesione alla mandibola che poi si è rivelata permanente. Quella sera l'aggressore era riuscito a fuggire, nulla ha potuto invece di fronte all'operazione degli agenti del commissariato di Mestre, scattata all'alba e conclusa rapidamente nonostante la pericolosità dell'arrestato. In manette è finito un cinquantenne italiano con numerosi precedenti per atti persecutori, rissa e danneggiamento, oltre a condanne per resistenza e violenza pubblica ufficiale, rapina, lesioni personali e anche omicidio. La polizia è arrivata alla sua identificazione al termine di un'indagine elaborata che ha portato il GIP del Tribunale di Venezia ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Giovedì mattina l'uomo, dopo essere stato rintracciato dai poliziotti del commissariato di Mestre, è stato arrestato e condotto in carcere a Venezia. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, andiamo a Padova, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri per sgomberare due rom che da tempo avevano parcheggiato i loro camper nel parcheggio a pagamento del tram. Per farlo avevano abbattuto la sbarra di divieto di accesso. Denunciati per danneggiamento e truffa. Per mesi 2 cittadini romeni di origine nomade hanno occupato un'area di sosta al parcheggio scambiatore del capolinea nord del tram, in via Signorini a Pontevigo d'Arzere. Sosta mai pagata e soprattutto avevano abbattuto la sbarra per poter far entrare il mezzo. Dopo le segnalazioni dei cittadini, anche perché, oltre al danno causato, quella occupata dai due non era un'area per camper, il comune ha fatto intervenire i carabinieri, che hanno rintracciato la coppia, 56 anni lui, 55 lei. Sono stati denunciati e fatti sgomberare. Don Marino Ruggero, il sacerdote padovano che in passato aveva fatto parlare di sé per alcune provocazioni alle coscienze, si è dimesso da parroco di Albignasego. Sempre controcorrente, lo ha scritto ai suoi fedeli su Facebook, anticipando la diocesi che lo comunicherà ufficialmente alla messa di domenica mattina.
Bisognerebbe trovarsi nelle reali situazioni per capire realmente come reagiresti. Io credo che se di fronte a un ladro o chiunque punta la pistola o a te o a un tuo figlio o a tua moglie o la violenta così davanti ai tuoi occhi, io credo che stare lì impassibili e dire ma sì dai pazienza lo perdonerò non sia così automatico e facile per nessuno, neanche meno per un prete. Ancora non si sa se è per frasi come queste, risalenti al marzo 2019, oppure se, come è apparso su alcuni media, a causa di presunte relazioni troppo intime con alcune parrocchiane, che Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo ad Albignasego, ha dato le sue dimissioni da pastore della comunità, in accordo con il vescovo Claudio. L'ha fatto utilizzando i social, anticipando la comunicazione ufficiale corredata, tutti lo sperano, dalle motivazioni, che la diocesi di Padova darà domenica alla messa delle 10, per voce del vicario generale Monsignor Silvano Zatti e del collaboratore festivo della parrocchia Don Lorenzo Celi. Don Ruggero, padovano, 55 anni, ha staccato il telefono e delegato le comunicazioni ai suoi superiori e invitato i suoi follower su Facebook a non commentare le sue dimissioni in segno di rispetto verso se stesso e i vertici della diocesi. In passato fece discutere la sua volontà di partecipare da sacerdote al Grande Fratello e il suo sostegno al leader leghista Salvini su argomenti come la legittima difesa. Io sono d'accordo con quello che anche nelle aule del Parlamento si sta discutendo, perché a un certo punto bisogna anche stare dalla parte dei più deboli e noi riteniamo anche come preti tante volte che i più deboli siano quelli che vanno a rubare perché ne hanno bisogno e tante volte invece ci rendiamo conto che chi ha davvero più bisogno è proprio chi ha il diritto di essere prima di tutto difeso e se uno non è difeso a un certo punto deve anche arrangiarsi a difendersi in qualche modo. Domenica a Bassano del Grappa Andrew Basso, l'illusionista noto in tutto il mondo, presenta il suo libro sull'arte della fuga. Si intitola Credi nell'impossibile. Quanti hanno sperato di fuggire da qualche cosa per inseguire un sogno? Più o meno tutti, almeno una volta nella vita. Andrew Basso, uno dei più famosi illusionisti al mondo, fugge per mestiere. È un escapologist, proprio come Houdini. Gira ai teatri del mondo con enorme successo, con i suoi numeri, tra catene e vasche piene d'acqua, a volte rischiando la sua stessa vita. E ora racconta tutto in un libro che presenterà a Palazzo Roberti domenica alle 17 a Bassano, città dove ha le radici la famiglia di suo padre. Un libro, Credi nell'impossibile, l'arte della fuga per essere davvero liberi, che è pensato non solo per i professionisti del brivido come lui, ma soprattutto per chi con l'impegno potrebbe fuggire dagli ostacoli della vita. L'arte dell'escapologia è l'arte della fuga che io presento sui palchi del mondo attraverso prove sott'acqua, liberandomi da manette e catene, però è anche una metafora nella vita per liberarsi mentalmente, per trovare le chiavi per sbloccare le serrature dei propri sogni. Quindi chi viene a incontrarti lo fa non tanto per carpire segreti di magia che tanto non direi mai, ma più che altro una specie di metodo, una specie di fiamma che tu puoi dare agli altri? Sì, spero attraverso la mia storia di poter passare alle altre persone la mia storia e far loro capire come anche un sogno molto improbabile come il mio, quello di un bambino di Borgo Valsugana con un grande sogno di girare il mondo facendo l'illusionista, e in realtà qualsiasi cosa è possibile. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Domenica 12 gennaio sarà caratterizzata da un tempo stabile. L'anticiclone continua dunque a rimanere ben saldo sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà poco nuvoloso, solo con qualche foschia mattutina e poi anche in serata sulle zone pianeggianti. Temperature minime fino a -5 gradi, massime tra 8 e 9 gradi circa. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia con tanto sole e solo con qualche nube a carattere sparso.
Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature minime fino a meno 3 gradi, valori massimi sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.